2 chilometri di cavi di rame scomparsi nella notte da sotto la rotaia del tram. I malviventi hanno reso inservibile l'intera tratta finale del siluro rosso da via Beccaria al capolinea di Panorama e di Trama Marghera se ne riparla forse a settembre. Oggi avremo finito le prove assieme alla Commissione Sicurezza e la prossima settimana avremo avuto il pre-esercizio che consentiva dopo circa 10-15 giorni al massimo di partire con le persone a bordo. Ora invece ogni cosa è da rifare. Nella migliore delle ipotesi occorrerà tutto il resto dell'estate. Non so in questo momento prevedere i tempi perché è necessario approvvigionarsi di questi cavi che sono stati rubati, che non si trovano facilmente sul mercato, e in più riposizionarli, cioè infilarli, operazione che non è certo semplice. Stimo che ci vorranno circa 2 mesi perché questa operazione si completi. Il colpo, scoperto solo in mattinata dai tecnici di PMV, ha richiesto diverse ore per essere portato a termine. I ladri si sono vestiti con gli stessi indumenti della ditta che negli ultimi giorni ha svolto i lavori del tram a Marghera. Poi si sono messi a lavorare tranquillamente, smontando con calma i cavi e caricandoli su un furgone a bordo del quale si sono infine allontanati. Definirli delinquenti è il minimo che si possa fare, definirli incoscienti perché hanno rischiato la vita essendo in contatto anche con altri cavi con un voltaggio molto elevato per cui hanno rischiato anche di rimanere secchi all'istante, credo che sia soltanto uno sfregio all'interesse pubblico perché effettivamente di tutto quello che hanno fatto riuscendo a rivendere questo prodotto sul mercato potranno ricavare 10.000 euro, non credo di più. L'arrivo del tram a Marghera, inizialmente previsto nel 2010 e solo un anno fa, per Natale 2013, è stato funestato nel tempo da una serie di errori e di sciagure che non hanno precedenti nella storia di un'opera pubblica nel nostro territorio.